Guarda il cane! Nel bagagliaio! Nel bagagliaio! Lignano Sabbiadoro Biker Fest International, 39esima edizione. Stiamo andando a fare una cosa che ho sempre sognato di fare, ovvero il test ride della Triumph Rocket 3. Oddio che piccolo che è quel cane. Stiamo facendo un giro panoramico presso il lungomare a vedere un po' di moto, un po' di bella gente. E già è Q che vuole girare. Che figata quei là. Vai Mona. Ehi, ciao. Ducati Scrambler, sì. 1100, si vede molto spesso. Ma che bellino Road Glide. C'è la bambina che ci sta guardando. Cos'è? Ma che bellino che è il Dodge Ram. La barra buttata così a casa senza un... Ah no, sto tipo si danneggiati, ok. Hai visto un MC Sons of God? No, non l'ho mai visti. Boh. Pensavo fosse... Sons of Anarchy, anche io avevo pensato. È arrivato il momento di provare questo bestione. 130 Martin Garrix, si vola, boom nel camion. Good afternoon, rider. Ah, limitatore di giri da ferro. Che figata. Bellissimo, l'ho sempre adorata sta moto. E finalmente la provo. Ma sai che la posizione di guida non è niente ma... Cioè, almeno, boh, adesso proveremo per strada. Serbatoio enorme. Cioè, tipo io adesso mollo i piedi e sembra quasi che stia in piedi da sola. Bellissimo, d'altronde è una gomma 240 posteriore, quindi ci sta. C'è veramente tanta gente anche quest'anno, sono molto contento per Moreno, la sua famiglia e tutto il suo staff. Quando si dà delle piccole sgasate la moto si sposta lateralmente. Mi era successo anche con la BMW R18. Madonna che coppia, non vedo l'ora di scatenarla su strada. Oh, si stava già alzando. Dio che coppia che ha! Ha una coppia mostruosa. Triumph Rocket 3R. Abbiamo tra le gambe questo incredibile gioiellino. Mi immagino già il titolo di questo video, il quasi camion su due ruote. Perché dico quasi? Perché c'è sempre la Boss Hoss, ma che spero un domani di riuscire a provare. Ora qui che cosa abbiamo? Una moto che ha 3 cilindri, una cilindrata che praticamente
è il doppio di una utilitaria moderna, se non di più, mi pare che sia un 2.3 o un 2.5 come cilindrata, larghissima, molto comoda, che a quanto dicono pare abbia anche il cambio quick shifter, lo scopriremo nel momento in cui tireremo un po' di più. È molto fisica di guida, è molto fisica. Madonna quanto tira, madonna quanto tira. Che c'è da dire poi di questa bestia? Niente, cioè è spettacolare, è bellissima, non ho altre parole. Mi ha già stregato così, neanche 500 metri mi ha già colpito, già la voglio. Non so dirvi quali siano i dati relativi ai consumi, quello non lo so, ma penso che con moto di questo tipo pensi più a fare delle tirate della Madonna e meno ai consumi. Posizione in sella. Beh, la sella è molto comoda, molto avvolgente. Il manubrio è in una posizione abbastanza cattiva, perché è leggermente inarcato verso l'alto e quindi comporta ad avere forse dei polsi in una posizione un pochino strana, ma poi al posteriore, come dicevo prima, abbiamo una gomma da 240 di larghezza, 240 60, no 240 50 16. All'anteriore non lo so. Basta dare un pelo di gas e la moto fa il disastro. Una coppia incredibile. Protezione aerodinamica ovviamente assente, ma sono sicuro che ci saranno tutta una serie di accessori aftermarket per questo bisonte della strada. Ehi là! Poi, che dire, qual è il feeling della gomma posteriore? Il feeling è che si sente una moto incredibilmente stabile sul dritto e sull'accelerazione, ma nelle curve richiede un po' più di fisicità, nel senso che arriva fino a un certo punto, dopodiché bisogna chiudere la traiettoria con il corpo. Ma è una cosa assurda. Praticamente un paio di anni fa ho avuto occasione di provare, sempre qua a Lignano, grazie Bikers Life e tutto lo staff, di provare la Ducati X Diavel, e la sensazione è quella, potenza ignorante proprio, potenza ignorante è il termine giusto. Però qua rispetto all'X Diavel direi che è un po' amplificata quella sensazione, perché abbiamo proprio sai di avere qualcosa di inutilmente grande in mezzo alle gambe. Ignorantissima. Non ha senso ed è bellissimo. Oh, là così proviamo una rotonda anche. Ma quanto piega? Ma piega anche, sa di piegare questa moto. Adesso voglio fare una prova. Dopo la curva adesso sono tranquillo, i miei 80 all'ora. Apro un po' il gas e sei a 160. Che spettacolo! La adoro. Adoro questa moto. Che bella. Madonna, sono innamorato. Sul giunto mi ha un po' slittato dietro, devo dire. Tende un po' a alzarsi davanti in forte accelerata. È chiaro che ci vorrebbe un po' più di tempo, un po' più di chilometri, no, per provarla per bene, però mi dà la sensazione di essere una moto che è valida sia per andare in giro tranquilli, a natura costante, sia per fare proprio gli ignoranti del quartiere. Poi sui 100 all'ora circa, chiaro, non è un cupolino grande che ti protegge bene dall'aria o cosa. L'aria sul casco mi arriva completamente. Ha quell'unghia sopra il faro che flette un po' l'aria e alla fine dei conti il torace ce l'hai anche abbastanza scoperto. L'aria a me, che sono alto 1,86,
mi arriva proprio sotto al Coboe, mi arriva esattamente sotto al casco, proprio all'altezza del collo, quindi penso che basti veramente poco per un cupolino che è leggermente più inclinato per riuscire anche a flettere abbastanza bene l'aria. Sì, comunque adesso siamo in seconda a 30 all'ora e se tu gli chiedi gas non fa neanche fatica a portarti. Che bella, bellissimo, innamorato. Mi piacciono queste cose ignoranti. Con queste tirate le braccia si stancano un pochino. C'ho il tricipite destro che sta facendo un attimo di fatica, facendo un po' di apprendistato, secondo me gestibile. Bellissima. Sì, innamorato. Bene ragazzi, qui finisce il video, ci vediamo alla prossima puntata.